Buongiorno, ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali in onda, sempre in diretta come tutti i giorni per aggiornarvi della cronaca, ma non solo, tanti gli argomenti, tanti i collegamenti che avremo. In apertura però la frana che si è staccata, i detriti che si sono staccati e sono scesi a Cancia di Borca di Cadore questa notte per le copiose piogge che si sono abbattute nella zona in poco tempo. Vedete anche le immagini alle 23:40 su Cancia di Borca di Cadore con due cittadini che sono rimasti intrappolati nelle abitazioni, residenti che sono stati evacuati. La Lemagna è rimasta chiusa. Ci siamo collegati prima con il nostro Christian Arboit e poi ci ricollegheremo fra pochi minuti perché sul posto anche l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin che proprio in questo momento sta avendo un incontro con il sindaco di Borca di Cadore per vedere come affrontare la situazione. Fra l'altro la situazione precipitazioni non è terminata, probabilmente tornerà a piovere. Ci diceva che già stamattina era tornata la pioggia e questo potrebbe creare ovviamente nuovi problemi con lo scivolamento di nuovi detriti sulla frazione, quindi situazione che in questo momento è del tutto instabile. Quindi sentiremo fra pochi minuti anche il nostro Christian. Avete sentito allarme sì, allarme no, non si sa, i cittadini dicono non hanno ricevuto l'allarme se non quando ormai la situazione era già complicata. Uno scenario, avete sentito proprio, davvero difficile e complicato, strada che non si sa se rimarrà chiusa e per quanto tempo, come avete sentito l'assessore Bottaccin. Quindi fra pochi minuti ci ricollegheremo con il nostro Christian Arboit per fare il punto della situazione. Ed ora continuiamo con la cronaca perché andiamo a Padova dove ci sono stati una serie di furti, ormai ne parliamo davvero spesso, purtroppo l'estate poi fa aumentare questo fenomeno e ce ne parla la nostra Valentina Visentini che vedo nello schermo. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Cadoneghe, il comune dell'Interland padovano più colpito dalla raid di furti in questo fine settimana. Alcune abitazioni di Cadoneghe Vecchia sono state purtroppo visitate dai ladri. Una di queste è anche l'abitazione di uno dei consiglieri comunali che fortunatamente grazie all'allarme è riuscito a mettere in fuga i ladri che si sono allontanati, ma comunque è stata notata questa macchina dove sono scappate queste persone che poco prima invece erano riuscite a mettere a furto segno un altro furto in via Guerzoni, qui di poco lontano, ma purtroppo ci sono stati altri furti anche questa notte e ce lo conferma il sindaco Marco Schiesaro che è in contatto anche con le vittime di queste razzie. Sì, buongiorno a tutti, proprio così, questa mattina appena sveglio ho acceso il cellulare e un altro cittadino mi ha proprio detto: Marco, questa notte hanno rotto il vetro della mia macchina e hanno rubato qualcosa che avevo all'interno della macchina, sai se ci sono telecamere eccetera. Fortunatamente la zona è monitorata dalle telecamere, ma è sintomatico che c'è evidentemente una banda che si sta muovendo, peraltro con il favore della notte e anche con il temporale, quindi ieri e stanotte ci sono stati anche dei tuoni eccetera, quindi magari anche qualche rumore si poteva sentire meno. Certamente è il terzo che mi ha scritto in questi 2 giorni, tutti più o meno lo stesso orario, 23, 23:20 e quest'ultimo di stamattina notte fonda.
Quindi insomma è importante l'allarme, chi ne è dotato di attaccarlo e azionarlo, e soprattutto insomma di stare sempre allerta se ci sono rumori particolari, auto sospette. Voi avete già allertato i carabinieri? Sì, assolutamente, ho contattato alcune delle vittime di ieri che insomma, si sono recati immediatamente in stazione qui a Cadoneghe dei carabinieri a sporgere denuncia. L'appello che io posso fare, sentito un po' tutte queste persone, c'è un comune denominatore, pare ci sia un palo, ci sia una persona che monitora la zona prima di fare il colpo, tant'è vero che uno di questi mi ha detto: io nel pomeriggio ho visto una persona tra i campi in mezzo al grano e si sentivano dei fischi come se si facessero delle comunicazioni. Questi sono tutti dati, informazioni per noi molto molto importanti. Invito tutti quindi a essere prudenti, stare attenti e informare immediatamente le forze dell'ordine, magari anche per nulla, ma è sempre importante collaborare con loro. Ho chiesto anche un'intensificazione appunto del monitoraggio, già comunque molto presente da parte della stazione qui a Cadoneghe. Grazie mille Sindaco, insomma speriamo che nei prossimi giorni queste razzie si possano fermare, grazie appunto anche alle informazioni dei cittadini e alle telecamere di sorveglianza di cui ovviamente è dotato tutta l'area del comune di Cadoneghe. Da Cadoneghe è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentin. Noi continuiamo con la cronaca in attesa di poterci ricollegare con Christian Arboit da Borca di Cadore, da Cancia di Borca di Cadore. È stato il suo fedele cane a guidare due giovani escursionisti verso il corpo di Walter Affori, 56 anni, di Nervesa della Battaglia, morto ieri su un sentiero di Alpago Bellunese, dove era andato a passeggiare in solitaria con il suo fedele amico. L'uomo, probabilmente colto da malore, è morto in un prato nella zona di Pian de Tac. Il cane gli è rimasto vicino fino ad un po', sperando potesse riaversi. Quando ha capito che l'uomo non si sarebbe rialzato, l'animale è riuscito a far scattare i soccorsi, trovando due giovani che hanno visto il cane visibilmente agitato, lo hanno seguito e quindi trovato il corpo senza vita di Affori riverso nel prato. Subito è stato attivato l'intervento del soccorso alpino dell'Alpago, che ha raggiunto il luogo in jeep e per poi proseguire a piedi. Sul posto anche l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. I soccorritori, in contatto diretto con i carabinieri, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La salma è stata trasportata alla cella mortuaria di Chiesa d'Alpago. L'uomo, milanese di nascita ma trevigiano d'adozione, era stato anche dipendente comunale di Spresiano per svariati anni. Ed ora ci spostiamo nuovamente a Padova, perché dopo 13 anni arriva il lieto fine per Andrea Tonello, il papà padovano a cui l'ex moglie aveva rapito e portato in Ungheria. La figlia Chantal è stata ritrovata dalla polizia, arrestata la mamma. Le emozioni di papà Andrea ai nostri microfoni. Vedere Chantal è stato durissimo, perché dopo essere stati avvisati al mattino, la telefonata è stata: abbiamo trovato Chantal, vienila a prendere, come se fosse un pacco. La bambina è stata segregata in casa per 12 anni e mezzo, non è mai uscita di casa e si vede che è una bambina che è psicologicamente devastata. 13 lunghissimi anni senza mai smettere di cercare la sua piccola Chantal. Il padovano Andrea Tonello, dopo tanti anni, ha ritrovato la figlia che a pochi mesi gli era stata portata via dalla madre, portata in Ungheria, paese d'origine della donna, e poi svanita nel nulla. Chantal oggi ha quasi 14 anni. La madre, Claudia Ildico Sallai, è stata arrestata perché dal 2023 è destinataria di un mandato di arresto europeo. Ora per padre e figlia inizia un lungo percorso di costruzione. La situazione è estremamente delicata. La bambina mi guardava come se vedesse l'orco cattivo. È stata una regia diabolica, perché lei sapeva tutto di me. Chantal sa che sono Andrea Tonello, che è una bambina, sa anche la razza del cane che ho qui a Padova, dei cani, nel senso che la madre le ha dato accesso in sua presenza a Facebook, spiegandole però con la sua chiave di lettura che io sono l'orco cattivo che le impedisce di avere una vita regolare, di poter uscire. E questo si è perpetrato per 12 anni, la bambina non è mai uscita di casa, non si è mai mangiata un gelato come ha avuto un amico. Quindi mi guardava con orrore, questo mi ha devastato. Per come mi guardava, mi ha devastato vederla in questo stato,
perché la bambina sembrava un pulcino bagnato in un angolo, era così, voleva sparire. Andrea Tonello, insieme alla sua legale, è corso in Ungheria e ha incontrato la bambina durante 3 colloqui protetti. Ha portato a Chantal un cagnolino, dei libri e le ha fatto una tessera per potersi comprare per la prima volta dei vestiti. Io non farò mai niente perché lei, se faccio un passo in avanti ne fa 2 indietro. Ho detto, quando vorrai sai che uno è una sorella che non vede l'ora di conoscerti, e ha voluto vedere la foto della sorella. Questo è stato un bel segno di apertura. Non mi ha sorriso, chissà se mai lo farà. Adesso dobbiamo pianificare tutto. Non è stata scolarizzata. Chantal non parla italiano, non ha ricordi del padre, o meglio ha solo i racconti distorti fatti dalla madre, che dal 2012, dopo una visita ai parenti in Ungheria, non è più tornata in Italia, facendo perdere le sue tracce. Tonello in questi anni ha ottenuto l'affidamento esclusivo della figlia, ma al momento Chantal è rimasta in Ungheria vista la condizione molto delicata, ma per lei ora c'è l'opportunità di una nuova vita libera. Lei bisogna di vivere serenamente e liberamente in questo contesto. La cosa migliore, l'unico che rischia sono io, che lei rientri sempre in quel circolo vizioso, però è una chance anche per la nonna. Cioè, adesso fermiamo tutto, la bambina può andare in piazza a mangiare un gelato, che per lei è un segno di libertà. È monitorata, la vedrò penso ogni settimana, 10 giorni, adesso vedrò di fare la spola su e giù in aereo e in macchina. Ma la bambina ha diritto di vivere per la prima volta liberamente. Questo è. Una comunità che aveva davvero tenuto con il fiato sospeso non solo la città di Padova ma l'Italia intera proprio per la sparizione di questa bambina, fortunatamente ora ritrovata e soprattutto ritrovata dal papà. Noi andiamo avanti, rimaniamo a Padova. Il cardinale Pietro Parolin nei giorni scorsi ha fatto visita all'Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova per una benedizione della torre e dei suoi ricercatori, poi un incontro privato con i bambini di Gaza ricoverati in ospedale. Una benedizione speciale per i ricercatori dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, che sabato pomeriggio hanno ricevuto la visita nei laboratori della Torre della Ricerca dal cardinale Pietro Parolin. I ricercatori e i vertici della fondazione, guidata dall'amministratore delegato il generale Stefano Lupi e dalla past president Stefania Fochesato, hanno raccontato a Sua Eminenza il loro impegno quotidiano nella lotta contro le malattie pediatriche grazie allo studio e alla ricerca. Ricordando il Giubileo della Speranza in corso, il cardinale Parolin ha detto ai ricercatori che la speranza si vive proprio nei laboratori dove quotidianamente si lavora per trovare risposte e cure per i malati. Mi hanno detto che non tutto si può guarire ma tutto si deve curare. Voi siete qui per curare e quindi trovare rimedi anche per patologie più gravi, ma credo che sia importante soprattutto essere vicini alle persone, ha detto Parolin. Il cardinale ha poi visitato privatamente uno dei bambini malati arrivati da Gaza e ricoverato nel reparto di oncomatologia pediatrica di Padova. Il cardinale ha poi celebrato una messa per i medici e gli altri pazienti, portando i saluti e le preghiere di Papa Leone XIV. Ed ora ci spostiamo nel Trevigiano, sempre con la cronaca, con una tragedia avvenuta purtroppo a Revine Lago, dove una bimba di nemmeno 2 anni e mezzo è morta soffocata dopo aver ingerito un nocciolo di ciliegia. Il dramma davanti agli occhi dei genitori, la comunità è sotto shock. Abbiamo avuto una chiamata al 118 per una minore che ha ingerito un frutto e quindi purtroppo si è soffocata. E sono arrivati i medici e hanno dovuto purtroppo constatarne la morte, anche se è stato fatto il massaggio cardiaco, ed è poi il corpicino della minore è stato portato in ospedale. È stato un sabato sera drammatico nel borgo di San Marco, poche case a ridosso del centro di Revine. Qui sono confluiti gli operatori del SUEM 118 che hanno tentato in tutti i modi di salvare la piccola Viviana Maria Barella, nemmeno 2 anni e mezzo. Tentativi disperati, per la bimba non c'è stato nulla da fare, nemmeno l'intervento immediato di una vicina di casa, infermiera al pronto soccorso di Vittorio Veneto, è servito a evitare il peggio. Letale l'ingestione di un nocciolo di ciliegia cui sono seguiti attimi concitati, la tragedia davanti agli occhi dei genitori. Già credo sul posto, da quello che risulta, avevano tentato una rianimazione chiaramente cardiaca e poi sono arrivati i nostri dell'ambulanza del SUEM, hanno dovuto
constatare il decesso. La bimba viveva con mamma Alessandra e papà Renato e le 2 sorelle più grandi, una famiglia conosciuta in paese e ben voluta, attorno alla quale si sta stringendo l'intera comunità. Il dolore è lacerante, difficile se non impossibile trovare delle spiegazioni. Listata a lutto la pagina Facebook di Revine Lago. Oggi il nostro paese piange la morte di un piccolo angelo, si legge. Ai genitori l'abbraccio del sindaco Massimo Maganin, che si è recato con il vice sindaco Elisa Carpenè in Borgo San Marco. È un momento particolarmente difficile e triste. In questi momenti a volte sarebbe quasi preferibile che ciascuno di noi rimanesse nel proprio silenzio, ma come sindaco di Revine Lago non posso far altro che esprimere la mia vicinanza alla famiglia della bimba e anche e soprattutto i genitori, perché penso che una cosa del genere non saprei nemmeno come definirlo. Una tragedia, questa è l'unica parola che mi viene in questo momento. Sul posto nella serata di sabato anche i carabinieri. Vista la dinamica si parla di una tragedia domestica, anche se non possono escludersi ulteriori accertamenti di tipo medico-legale. Proprio per questo si attende il nulla osta della procura e così fissare la data dei funerali della piccola Viviana. Ed ora torniamo immediatamente a Cancia di Borca di Cadore, dove, lo abbiamo detto in apertura, c'è stata una frana con cittadini che sono rimasti bloccati nelle abitazioni. Vedete nelle immagini le persone che stanno lavorando per cercare di riportare la situazione alla normalità. Per noi sul posto torniamo a parlare con il nostro Cristian Arboite. Cristian, a te la linea. Sì, Daniela, buongiorno, buongiorno di nuovo. Allora, noi adesso con Stefano cerchiamo di superare questo ammasso di detriti, sprofondiamo e non riusciamo a passarlo. Questo ammasso di detriti, lo ricordo, lo ripeto, si trova sulla strada statale 51 di Alemagna, la strada che porta a Cortina e che attualmente è interrotta, è la strada che porta diretta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È chiaro che la situazione è critica e che non rientrerà nella norma tanto presto, perché veramente c'è tantissimo lavoro da fare. Con Stefano ci stiamo muovendo con una certa difficoltà, però vorrei vedere se riusciamo, Stefano, a fare, appunto, a percorrere il sentiero che è sul retro di questa strada. Chiedo scusa chiaramente ai telespettatori, ma stiamo operando anche noi in questo contesto di emergenza. Allora, vedi Daniela, questa è la colata di fango e detriti che si è mossa ieri sera poco dopo le 23 dall'Antelao, montagna che tutti conoscono per la sua forza, la sua esuberanza, chiamiamola così, la sua fragilità, la sua estrema vivacità, e che periodicamente scarica a valle fango e detriti. Però appunto stavolta c'è anche una grossa polemica, perché evidentemente chi doveva fare qualcosa in questi anni non l'ha fatto, o comunque non l'ha fatto nel modo giusto. Vediamo se riusciamo per caso a passare questa strada. No, non ce la facciamo, siamo praticamente bloccati. Allora, Daniela, cerchiamo di trovare un'altra via alternativa con Stefano Bozzi, vediamo cosa possiamo fare, chiaramente, perché siamo nelle stesse situazioni anche noi dei residenti. Chiaramente la situazione per noi è molto più facile. Allora, Stefano, troviamo una via per superare la colata detritica. Ti chiedo 2 minuti, Daniela, poi ti richiederò la linea. Certo, Cristiano, ovviamente potete pensare la difficoltà
dei residenti che si trovano in quella situazione, ma anche dei colleghi che devono insomma lavorare, operare e camminare proprio in mezzo ai detriti fangosi, fra l'altro in una situazione difficile perché, come avete capito, insomma, sta piovendo, smette, ricomincia, per cui insomma situazione di fango davvero grave e insomma ci ricollegheremo anche per capire poi quel famoso incontro tra l'assessore Bottacin e il sindaco, per capire che cosa accadrà e per capire anche quando e se verrà riaperta in tempi brevi proprio la strada che porta a Cortina l'Alemagna. Noi quindi torniamo a parlare di cronaca, ci spostiamo nuovamente nel Trevigiano con un'insegnante che è stata scippata a Castelfranco Veneto. Parla la figlia, mia mamma è ancora sconvolta, continua intanto la caccia ai 2 uomini che l'hanno colpita a bordo di una moto blu, 5 i prelievi effettuati prima del blocco delle carte. Mia mamma cerca in qualche modo loro fisicamente, sta bene, non le hanno fatto del male per fortuna, però è ancora molto scioccata perché si ricorda tutto, si ricorda il vociare di questi 2 personaggi, il rumore della moto e la scena di questa mano che gli prende la borsa e scappano via. Sono sequenze che difficilmente riuscirà a dimenticare la 57enne insegnante che venerdì in pieno giorno è stata vittima di uno scippo nella zona dell'Istituto Nightingale a Castelfranco Veneto. A parlare è la figlia che stava attendendo la madre a casa per pranzo. La donna è in sella alla sua bici, poco distante dalla propria abitazione, quando 2 uomini a bordo di una potente moto blu la sorprendono alle spalle. La vittima ha la borsa sul cestino davanti, accanto al sacchetto della spesa. Sono da poco passate le 12:30, è pieno giorno. Ovviamente urlato mia mamma per cercare di farsi riconoscere, per fortuna abbiamo anche 2 testimoni, abbiamo il bidello della scuola del Nightingale che ha avvisato anche lui poi successivamente i carabinieri prima che arrivasse mia mamma a casa, e un signore che ha seguito mia mamma fino a casa ed era fra l'altro nello stesso negozio dove mia mamma è andata a fare la spesa poco prima, era dietro alla cassa con lei, è venuto fino a casa a dire che anche lui ha visto tutta la scena però non è riuscito a catturare la targa. I 2 uomini a bordo della moto portano entrambi il casco, addosso una maglietta bianca, la carnagione è chiara, non parlano, difficile capirne la provenienza. Sono chiaramente attimi concitati, quello che è certo è che si impossessano della borsa con all'interno carte, alcune banconote, cellulare, chiavi. Quando la donna torna a casa scattano immediatamente la denuncia e il blocco delle carte, ma nell'arco di mezz'ora i delinquenti riescono comunque a fare dei prelievi. Sono andati a fare delle spese in un negozio a Loreggia e hanno fatto ben 5 pagamenti. Pagamenti tutti sotto la soglia consentita, senza quindi l'uso del PIN. Quello che insospettisce è che il negozio in questione sulla carta risultava chiuso. In ogni caso la denuncia è stata formalizzata, la serratura di casa cambiata. La cosa che a me piacerebbe personalmente, anche alla mia famiglia, è comunque di ritrovare la borsa e il telefono, perché mia mamma aveva degli affetti personali, fra l'altro anche cose relativamente a suo papà, ovvero mio nonno, che è venuto a mancare 4 anni fa. Nel portafoglio aveva anche una sua foto e cose così, sono anche affetti personali, insomma. Ed ora torniamo immediatamente a collegarci con Cancia di Borca di Cadore con il nostro Christian Arboit che sta cercando di farci vedere e capire la situazione difficilissima di quella frazione. Christian, a te la linea nuovamente. Sì Daniela, abbiamo trovato una via alternativa con Stefano Bozzi. Questo è il fronte della frana, qui lo possiamo vedere molto bene, forse riusciamo anche ad attraversare in questo tratto la frana che sta tagliando in 2 il paese, ma non solo il paese, ma mezzo Cadore, perlomeno il Cadore che porta a Cortina d'Ampezzo. Ecco, questa è di fatto una delle frane storiche dell'area, monitorata però è successo quello che vi stiamo raccontando. Allora,
chiaramente, Daniela, tentiamo di raggiungere l'altra parte del fronte della frana. Dovremmo farcela, vedo che rispetto alla sede stradale qui i detriti sono più solidi, c'è meno, diciamo così, acqua mista ai detriti, quindi ecco, ce l'abbiamo fatta. Salve, buongiorno, siamo in diretta su Antenna 3, siamo in diretta, posso chiederle, lei abita qui a Cancia, che cosa ha visto e sentito questa notte? Rumore, e dopo abbiamo visto questa roba qua, acqua, rumore e basta. Lei da quanti anni abita qui? Sono 40 anni. Quindi non è la prima volta che vede uno scenario di questo tipo? 4 volte ormai. È la quarta volta addirittura, come ci dicevano prima. Sì, i lavori che stanno prolungando, stanno finendo, devono ancora finire, e quindi, ma vedo che i lavori non servono più di tanto, insomma. Ecco. O forse sono stati fatti in maniera sbagliata, non lo so, chiedo. I vasi ci sono, ma sono piccoli. Quando parte giù dall'Antelao c'è tanta roba, ma tanta, e ce n'è ancora lassù perché io vado su a caccia, su di là, so bene quanta roba c'è su di là. L'Antelao è una montagna difficile. È difficile, sì. Chi la conosce sa bene. Sì, beh, io ci vivo qua, quindi. Senta, a questo punto che cosa bisogna fare? Che cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe fare i lavori un po' fatti meglio, insomma, ecco. Grazie, gentilissimo. Tra l'altro proprio parlavo con Stefano Bozzi, che è alpinista, profondo conoscitore delle montagne, che appunto l'Antelao è, lo dicevamo, no Stefano, è una montagna impegnativa, difficile anche per chi fa alpinismo, escursionismo, una montagna aspra che periodicamente scarica questa asprezza, come ben vedi. Continuiamo il nostro viaggio, chiamiamolo così, in questo scenario, che è uno scenario chiaramente molto in evoluzione. Buongiorno, scusa, posso disturbarti per Antenna 3? Stiamo raccontando l'incubo che state vivendo. Ecco, solo per testimonianza, per dire, ecco, la difficoltà nella quale vi trovate a operare. Questa notte eri qui, hai sentito, hai visto qualcosa? Sì, abbiamo sentito che erano quasi le 11:30, in poche parole proprio il rumore della frana venire giù. Noi abitiamo qua al piano terra e ci siamo affacciati e purtroppo abbiamo visto tutto questo che vedete e siamo scappati fortunatamente al piano di sopra. La casa non ha danni, per fortuna noi non abbiamo avuto acqua in casa, ha girato solo intorno, però sì, è stato un bel trauma, un bello spavento. Posso chiederti il nome? Marco. Ecco Marco, tu eri qui nel 2009? No, io sono arrivato qua nel 2017 a vivere, quindi io non ero qua quando è successo l'altra volta. Quindi voi eravate al piano terra, stavate dormendo? Sì, stavamo dormendo e abbiamo sentito solo questo frastuono enorme venire giù e ci siamo accorti perché guardando dalla finestra abbiamo proprio visto venire giù questa frana di qua. Questa è la colata principale? Questa No, ce ne sono altre anche giù di là. Ce ne sono anche altre? Sì, anche giù di là. Ok, allora ti lascio lavorare, grazie infinite, grazie davvero Marco. Insomma, vedi che Daniela c'è anche la disponibilità di tutti a parlare, a raccontarci, a condividere quella che è la loro esasperazione, perché chiaramente ci vorrà tempo, ci vorranno giorni per pulire e il tempo non promette nulla di buono. Sentivi prima l'assessore regionale Bottaccin, ecco, qui c'è un altro fronte ampio, Stefano, ben più ampio del precedente. Stiamo chiaramente documentando queste colate detritiche, Daniela, che si sono mosse dall'Antelao, più di una. Quindi vado a memoria storica, forse la situazione è ben peggiore rispetto a quella del 2009 da questo punto di vista, e possiamo quindi toccare con mano, affondando i piedi nel fango, che davvero possiamo parlare di una tragedia sfiorata, di una strage
sfiorata, perché insomma non servono tanto le parole in questi casi, bastano le immagini. C'è chi si sta anche riposando dopo ore a spalare, non riusciamo a raggiungere quella signora al momento, ma come vedi tutti davvero si stanno dando da fare il più possibile. La viabilità è ancora chiusa. Daniela, ti chiedo una sosta tecnica anche qui, certo, perché dobbiamo oltrepassare questo fronte di frana. Daniela, con Stefano Bozzi ti ricedo per qualche minuto la linea. Grazie davvero a Cristian Arboit e Stefano Bozzi, insomma, per questo contributo difficile, perché operare in con quello scenario e in quella situazione sicuramente non è facile. Noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio con la cronaca. Ovviamente torneremo a collegarci nuovamente con Cancia di Borca di Cadore. Pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, sempre in diretta. Andiamo subito a Venezia. Non ha esitato ad intervenire e salvare una ragazza che veniva aggredita a calci e pugni in pieno giorno. Lui si chiama Stefano Bonaldo ed è il capo di gabinetta dell'autorità portuale di Venezia. È una brutale aggressione che si è consumata in pieno centro a Venezia, in pieno giorno, perché eravamo tra le 11 e le 12 di domenica mattina. Una ragazza è stata aggredita a calci e pugni ed è stata salvata fortunatamente e casualmente da un passante che è qui con noi, si chiama Stefano Bonaldo ed è il capo di gabinetto del presidente dell'autorità di sistema portuale Adriatico Settentrionale. Stefano Bonaldo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Senta, cosa è successo ieri mattina? Beh, è successo che mi è capitato in modo assolutamente fortuito e inatteso di assistere a una scena assolutamente agghiacciante e raccapricciante. Ho visto inizialmente due persone di giovane età, la ragazza, una ragazza e un ragazzo, la ragazza più giovane del ragazzo, che si rincorrevano. Ho cambiato la mia traiettoria, sono entrato in quella calle e ho visto pochi secondi dopo quella che è stata la scena, una delle scene più brutte alla quale abbiamo mai assistito in vita mia, cioè di lui che si accaniva contro questa donna, questa ragazza, e lei riversa a terra e lui la prendeva a calci al corpo e alla testa. E io l'unica cosa che ho sentito di fare è stata avvicinarmi a loro e cercando di, come dire, dissuadere l'uomo dal perseguire. Mi sono frapposto fra lei e lui, senza mai toccarlo, ho cercato appunto di dissuaderlo e di spingerlo via. Altre persone, devo dire, si sono comunque concentrate nella zona, nel senso che altre persone sono accorse. Perché a quel punto c'erano molte urla anche da parte sua. No, io chiaramente avevo un tono di voce molto, molto alto, perché cercavo urlando di spingerlo via. Si è avvicinato una signora con quella che credo fosse sua figlia e un altro signore che erano presenti, si sono più rivolti, diciamo, alla ragazza per cercare di soccorrerla, avendo giustamente paura di avvicinarsi a quest'uomo che era completamente fuori controllo, completamente fuori di sé nell'atteggiamento. Mi ha dato l'impressione che fosse sotto l'effetto di alcol o di stupefacenti? Beh, sicuramente non era in condizioni normali, non era lucido, non era... Diceva qualcosa? Sì, contro di me inveiva in modo molto pesante con frasi che non ripeterò, ma che si possono immaginare in quei momenti. Invitava a farsi gli affari suoi? Sì, e anche cose un pochino più minacciose, diciamo, sì. Era italiano? Entrambi italiani, secondo me entrambi veneziani. Poi com'è finita? Poi è finita che io ho continuato a rimanere nella mia posizione e per lui a quel punto la situazione probabilmente è diventata più difficile da gestire, avendo capito che c'era troppa gente attorno, e ha cominciato ad allontanarsi dal luogo, dirigendosi verso il Canal Grande per poi prendere un'altra traiettoria. Io a quel punto ho chiamato le forze dell'ordine che mi hanno risposto prontamente, sono rimasto al telefono con loro cercando comunque di rimanere sui passi dell'uomo. Siamo arrivati fino all'area di San Stae, dove, complici i turisti, complici il fatto che insomma, la situazione non era facile, l'ho perso di vista. A quel punto non ritenevo di doverlo rincorrere ancora e ho preferito ritornare indietro. Sono ritornato nel luogo dell'aggressione, dove le altre persone che inizialmente erano con me stavano prestando tutto il soccorso dovuto alla ragazza, che era veramente fuori di sé. Aveva delle ferite evidenti, delle scoriazioni molto forti, ma lamentava dei dolori al corpo, particolarmente al collo. E la ragazza, appunto, essendo molto giovane, probabilmente
assolutamente scioccata dall'esperienza, la cosa che continuava a ripetere era di voler vedere la madre e di chiamarla madre, che è riuscita credo a chiamare col suo stesso telefono. E cosa le resta di questa esperienza oggi? Credo che assistere a una scena del genere a Venezia centro storico e a quell'ora poi di mattina non è certo una cosa di tutti i giorni. No, da veneziano particolarmente innamorato della mia città e sempre convinto che la città fosse un posto in cui la qualità della vita e la sicurezza fossero dei paradigmi inviolabili. Trovo che sia una cosa assolutamente allucinante nel pieno del giorno, perché era quasi poco prima di mezzogiorno, in una calle che poteva essere trafficatissima, in una zona assolutamente trafficata da cittadini e turisti. Vedere una cosa di questo tipo mi dà la sensazione che la sicurezza in città non sia assolutamente garantita. Torna sotto i riflettori la spiaggetta della morte di Campo San Martino, già teatro di tragici episodi di cronaca. Ieri è stata presa d'assalto da turisti che hanno violato il divieto di balneazione. Oggi il consigliere regionale Luciano Sandonà lancia l'allarme ed è pronto a denunciare i trasgressori ai carabinieri. Sentiamo nell'intervista di Vanessa Banzato con il contributo tecnico di Alessandro Costacurta. La spiaggetta della morte, stiamo parlando della spiaggetta a ridosso del fiume Brenta a Campo San Martino, già teatro di episodi di cronaca drammatici con la morte solo l'anno scorso di 2 giovani che si erano tuffati nelle acque del fiume. Con me il consigliere regionale Luciano Sandonà. Perché consigliere, è vero che il divieto di balneazione c'è da anni, soprattutto in quel tratto, ma in generale lungo tutto il fiume Brenta, eppure ci sono tantissime persone che continuano a frequentare la spiaggetta e soprattutto tantissime persone che si gettano incuranti del divieto nel fiume. Il cartello di divieto c'è lì, non c'è solo nel punto di entrata della spiaggetta, ma ce ne sono diversi di cartelli. Poi il fatto che ci siano le persone nella spiaggetta poi lì gli fa venire questo desiderio anche di entrare in acqua nelle giornate specie molto calde tipo quelle di ieri, ma poi che andranno aumentando fino ad arrivare in agosto, insomma, a una frequentazione sempre più numerosa della spiaggetta. Poi le persone magari cominciano ad entrare piano piano nell'acqua, che ricordo in quel tratto del Brenta è anche molto fredda fra l'altro, e poi si arriva vicino più che altro al punto dove ha creato tanti morti, che è un punto ben delimitato nelle immediate vicinanze del ponte sul Brenta, al di là verso diciamo a valle del Brenta, dove c'è questo punto appunto in cui sono state inghiottite solo negli ultimi 2 anni 3 persone. Ecco, di cui uno, ricordiamo l'anno scorso, Stefan Cristoiu, è una persona che era nella spiaggia e che ha tentato di soccorrere l'altra persona che purtroppo è annegata. Poi alla fine sono annegati tutti e 2 perché la forza delle acque in quel punto è talmente grande che ti trascina letteralmente giù. Lei dice adesso basta, adesso bisogna assolutamente denunciare chi trasgredisce a questo divieto di balneazione e tra l'altro si è rivolto anche al sindaco. Bisogna coinvolgere anche il genio civile perché bisogna chiudere, lei dice, quel tratto. Più che altro bisognerebbe chiudere l'entrata della spiaggetta, che è una sola, e non dar la possibilità per i 3 mesi, i 2 mesi e mezzo di caldo, quando veramente la gente va lì per prendere il sole e anche per fare il bagno, che il problema non è il fatto che prendono il sole, chiaro, quello è demanio pubblico, lì ci possono entrare le persone, ci sono anche dei pescatori negli altri periodi dell'anno, è un posto veramente incantevole che si vede fra l'altro nel passaggio della provinciale attraversando il ponte, e questo invoglia la gente a entrare e a fermarsi nella spiaggia. Molte persone di quelli che vanno non sanno dei pericoli del Brenta, solo per la maggior parte, per non dire per la quasi totalità degli stranieri, che non conoscono la storia del Brenta e le insidie e i pericoli di quel tratto del Brenta in quel punto esatto. È per quello che la proposta è molto semplice, è quella di inibire l'entrata. Di inibire l'entrata non è di difficile realizzazione, di inibire l'entrata per far venire meno questo problema che è diventato gravissimo negli ultimi 2 anni. Cosa bisogna fare per inibire questo accesso alla spiaggetta?
Basta porre una recensione di un certo tipo. Non sono un esperto in materia, ma so per certo, insomma, che non ci sono delle problematiche insormontabili per far questo, anche perché gli autorizzati in ogni caso, cioè coloro che dopo devono intervenire su quel tratto del Brenta, quindi gli addetti del genio civile piuttosto che gli addetti municipali, potrebbero sempre entrare. Lei ha detto: io sono pronto anche a denunciare i carabinieri se vedo che queste persone continuano a trasgredire. Io ho fatto delle segnalazioni anche ieri ho tentato di allontanare le persone, c'erano ben 10 in acqua quando sono passato io, ho realizzato anche dei video, dei filmati, li ho allontanati personalmente all'acqua, però poi ho chiamato anche la forza pubblica per farli uscire. Sono contro il sistema sanzionatorio vero e proprio delle persone che entrano in acqua, però bisogna che questi si rendano conto del pericolo che corrono, perché poi c'è da dire che anche il fondo è limaccioso, è un fondo a volte fatto di melma e quindi si fa presto a scivolare, si scivola, si perde l'aderenza col terreno ed è un attimo finire in una zona di estremo pericolo. C'era anche una decina di persone in acqua. Sì, fra cui delle persone a metà spiaggetta che erano addirittura, che avevano formato una catena umana e entravano fin dentro il Brenta, fino a metà Brenta, una cosa inverosimile e pericolosissima. Grande dolore e cordoglio a Bassano per l'improvvisa scomparsa di Alessandro Ferraris, già vicepresidente della sezione Monte Grappa e curatore del Museo degli Alpini al Ponte Vecchio. Il ricordo nelle parole del presidente della sezione bassanese Giuseppe Rugolo. Una notizia bruttissima ha colpito gli alpini, non solo quelli di Bassano della Monte Grappa, ma gli alpini, le penne nere in generale, impegnate nell'ultima fase della dunata triveneta, del raduno del terzo raggruppamento conegliano. È scomparso improvvisamente Alessandro Ferraris, era in passeggiata sul Grappa, un malore l'ha colto, non c'è stato nulla da fare, una notizia che ha veramente colpito tantissimo tutte le persone che lo conoscevano, tutti quelli che avevano avuto modo di lavorare con lui, di condividere il suo percorso anche e soprattutto dal punto di vista umano. Siamo qui sul ponte a 2 passi dalla sede degli alpini della Monte Grappa con Giuseppe Rugolo, presidente della sezione, amico personale di Ferraris e persona con cui ha collaborato per anni. Gli chiediamo comprensibilmente, limitatamente a quello che può essere il coinvolgimento emotivo, 2 parole su Ferraris, Presidente. Sì, grazie. 2 non bastano, ce ne vorrebbe un libro intero per ricordare Alessandro. Oggi è una giornata triste, una giornata vuota di senso e di significato, se non quello di cercare di elaborare questa perdita profonda per tutta la sezione. Per me personalmente, con Alessandro ho fatto gli ultimi 20 anni qui in sezione a vari livelli con lui, abbiamo collaborato insieme, abbiamo lavorato insieme, abbiamo progettato, abbiamo creato, insieme con tutti gli altri naturalmente. Alessandro era uno dei leader, è stato uno dei leader della sezione, con le sue competenze, la sua passione, la sua determinazione, la sua effervescenza data anche dalla sua professione. Era un leader carismatico e ha iniziato la sua carriera di alpino alla sezione Monte Grappa con il gruppo giovani, lo ha plasmato, l'ha fatto crescere, poi anche a livello di raggruppamento sempre con i giovani e poi in sezione con i vari incarichi. Il più importante di tutti è l'ultimo che gli era stato affidato, appunto la direzione del museo. Ho qui sulla mia destra quella targa con quell'acronimo MAM a indicare Museo Ana Monte Grappa, da lui inventato e inaugurato veramente qualche mese fa in occasione della consegna del cappello alpino qui, e da lui voluto, creato e che ha portato veramente tanto lustro alla sezione. E poi non dimentichiamoci che lui è stato uno dei leader della campo scuola di Bassano, che fra qualche settimana vedrà arrivare i ragazzi un'altra volta. Lui era il vice direttore del campo scuola qui a Bassano da ben 4-5 anni e anche adesso si stava già preparando, ha fatto anche dei corsi e era pronto ad accompagnare questi ragazzi. E poi vicepresidente di sezione, un amico fra gli amici. E poi quella straordinaria avventura che abbiamo fatto dedicandola al centenario della sezione, quella marcia in terra di Russia, è stato lui che a un certo punto ha avuto un flash, ha detto
facciamo qualcosa a memoria e soprattutto in onore della sezione per il suo centenario. E è venuta fuori questa storia della marcia e siamo andati in Russia a camminare insieme. Solo l'altra settimana siamo stati a Bergamo con lui, anche con lui, per una consegna di un premio letterario a chi aveva organizzato quella marcia. Siamo andati via insieme, ci siamo ritrovati con i ragazzi bresciani, bergamaschi, pordenonesi che erano con noi e lui era lì felice insieme a noi, con noi, e adesso non c'è più. Ieri, molto ovviamente, quando noi stavamo sfilando, perché quello è l'orario, lui ci lasciava con questa passeggiata in grappa che ce l'ha portato via. Ce l'ha portato via troppo presto, ce l'ha portato via in modo tragico. Stiamo rimettendo insieme le idee, soprattutto i sentimenti e le emozioni. E adesso aspettiamo solo la data dei funerali, che ci venga detto quando e dove, per rendergli l'ultimo saluto che merita, ma non sarà mai dimenticato, perché Alessandro ha segnato in modo profondo gli ultimi 20 anni della storia della sezione Montegrappa, perciò rimarrà sempre il nostro Alessandro Ferraris. C'erano tante domande che volevamo fare al Presidente, ma ha risposto a lui, a tutte quante. Ci sarà tempo per organizzare anche sicuramente qualcosa di più, ma questo è il momento del dolore, del cordoglio, del ricordo. Ringraziamo Giuseppe Rugolo, Presidente dell'ANA Montegrappa, per queste parole così profonde, così importanti, così vere, e ne parleremo più avanti. Presidente, grazie. Sarà. Certamente, e adesso adesso non è il momento, perché adesso è il momento purtroppo del dolore, un momento ahimè anche delle lacrime, come giusto che sia forse, però poi penseremo di dedicare qualcosa di particolare ad Alessandro, e sottolineo particolare perché altrimenti si arrabbierebbe, lui che era leader. Grazie. Ed ora torniamo a Cancia di Borca di Cadore, dove sta operando il nostro Christian Arboit, che è sul posto da questa mattina e che ci ha fatto vedere lo scenario davvero difficile in cui stanno operando. Christian, ti vediamo già nello schermo. Christian, buongiorno ancora. Allora Daniela, ho qui Ivano che chiaramente sta lavorando, sta spalando. Da quando, Ivano? Da ieri sera alle 11:30. Siamo mai andati a dormire, abbiamo cercato di pulire subito, perché come vedete questa cosa è, se si asciuga è intoglibile, è un disastro. Una corsa contro il tempo. Sì, se vuoi tenere le cose un po' decenti, sì, poi piove di nuovo e bisogna tenere il più pulito possibile, che se dovesse venire speriamo di dire qualcos'altro giù, siamo più preparati, insomma, almeno è tutto pulito. Ecco perché il tema è questo, sta per piovere, qua c'è ansia in paese. Ti hanno raggiunto anche degli amici? Ma mio fratello, amico, mio suocero, loro sono una ditta di Cortina bravissime, che li ho chiamati stamattina, mi stanno facendo un piacere. Qua sono stato fortunato io perché ci sono loro, altri non hanno questa fortuna. Quindi grazie a Gallo Rodo, perché altrimenti qui sarebbe stato un disastro. Ivano, ti chiedo qual è la situazione, dov'è la situazione più critica secondo te? Perché questo è il terzo fronte di frana. Ma sì, questa frana non c'è mai stata qui, è venuta perché hanno costruito dei muretti paravalanghe, parafrana qua sopra, e appena qua sopra ci finisce il muretto è arrivata qui. Una volta la frana era 100 metri più lì, quindi insomma questa è stata la prima volta. Il fronte peggiore è quello sotto l'invaso, dove purtroppo c'è qualcuno che veramente ha perso case, macchine e quant'altro. Ivano, ti ringrazio, grazie davvero, buon lavoro. Allora, con Stefano Bozzi, Daniela, adesso saliamo nuovamente. Questa è la strada che sta sopra, per intenderci, alla statale di Alemagna, però adesso raggiungiamo anche il versante che sta a monte, perché anche lì chiaramente ci sono problemi. Li abbiamo contati, li stiamo contando, questo è il terzo fronte di frana, e come ci diceva Ivano, solitamente se ne sviluppa, se ne stacca una, quindi probabilmente qualcosa stavolta nelle opere di contenimento che comunque sono state realizzate dal 2009 in poi, qualcosa evidentemente è successo in comune, ma il comune, da qui facciamo fatica a raggiungerlo in questo momento,
c'è una cabina di regia con l'assessore regionale Votacina, con il sindaco Sale, dovrebbe esserci anche il presidente della provincia Roberto Padrin. Daniela, ti restituisco con Stefano Bozzi nuovamente la linea e noi cerchiamo di salire a monte. La linea quando avrai anche l'esito di questo incontro, lo ricordiamo, tra l'assessore Bottacin e il sindaco di Borca di Cadore, per capire come si evolverà poi la situazione, anche per capire quando riaprirà la Lemagna, che ora è chiusa a causa, l'avete visto, di questa frana che è caduta a Cancia di Borca di Cadore. Noi, prima di andare in pubblicità, andiamo a Vicenza perché il ponte di Debba arriva il progetto esclusivo del nuovo ponte sul Bacchiglione lungo la Riviera Berica, il confine con il comune di Longare. Per noi sul posto Luisa Bertini e Simone Squarcina con il presidente della provincia Andrea Nardin. Nuovo ponte di Debba che si appresta ad un altro step decisivo, il progetto esecutivo oggi illustrato alla stampa, siamo in compagnia con il presidente della provincia Andrea Nardin, un passo importante. Sì, credo che a piccoli passi ma passi decisi si vada verso l'avvio dei lavori. Questo è un passo strategico che è quello della definizione del progetto esecutivo che ora va in approvazione agli enti. Con questo si definiscono anche gli importi, che era un'altra incognita, quindi l'aumento prezzi è sul 1.200.000 euro, di cui 1 milione provincia di Vicenza e 200.000 euro comune di Vicenza, per arrivare complessivamente a oltre 14 milioni di euro solo di opere infrastrutturali per quanto riguarda viabilità e comune di Vicenza. Ci sarà poi l'importo che dovrà essere aggiunto da Vireti e Viacqua. Quello che è bello anche poter comunicare è che grazie appunto alle evoluzioni progettuali e alla necessità di avere una struttura di supporto per Vireti e Viacqua sarà possibile avere anche una passerella laterale per poter consentire il passaggio dei pedoni con più agevolità e in sicurezza. Ecco, questa è un'opera strategica, ricordiamo che si trova in Riviera Berica al confine con Longare. Sì, questa è un'opera assolutamente strategica, tra le più importanti nel programma della provincia di Vicenza, unisce la Riviera Berica al casello di Vicenza Est, quindi questo primo step speriamo possa essere appaltato o messo in gara entro fine anno. Io ringrazio il presidente della provincia per essere stato con noi. Dunque, prima di andare in pubblicità vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto, il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Sindaco, intanto buongiorno. Buongiorno. E Andrea Maccari, sindaco di Giovar del Montello, buongiorno. Buongiorno Andrea. Pubblicità, poi torniamo in studio e faremo anche un po' un bilancio di questa Triveneta che si è conclusa. Rullo di tamburi. Prego Francesco. Partiamo dall'atto conclusivo, partiamo dal momento in cui il numero 1 degli alpini di Conegliano, Francesco Botteon, passa la stecca al suo pari ruolo di Gemona, Ivo Del Negro. Perché quello degli alpini è un filo rosso che non si interrompe mai, che non conosce la parola fine e guarda sempre avanti. La città del Cima saluta la Triveneta del centenario e delle 100.000 presenze, riservando le emozioni più forti alla grande mattinata dello sfilamento. Dopo la festa e i cori, è il momento degli occhi lucidi. Sfilano le autorità, i sindaci, i labari e poi sfilano loro, le sezioni, da Bolzano e Trento al Friuli Venezia Giulia. Grazie Trento, grazie Trentini per essere così vicini e numerosi. Quando saremo fuori dalla Valsugana, noi ci daremo la mano. Ecco gli alpini della Carnia con la stella alpina nel cuore, che vuol dire fa il piccolo, fa il grande. Cima Vostanis, Creta Verde, Iop, vuol dire Zermula, vuol dire la creta di Aip, vuol dire la Marianna. Poi tocca il Veneto, da Verona a Valdagno, da Asiago a Vicenza, da Bassano a Padova fino al Cadore, uno spettacolo continuo. Partiti, eccoli!
Mai Strack! Grandi ragazzi, avanti così! Il paracadute si riempie di orgoglio e di applausi! Ortigara, 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 Monte Santo dell'Alpino, la tua croce invoca il cielo, solo pace, sol pietà, Sempione, Alpini, Monte Ortigara! Sfilano portando il simbolo dell'associazione, la colonna mozza, là dove c'è scritto per non dimenticare. Poi arriva la marca alpina, dalle colline di Valdobbiadene fino al Piave. E se questa è la terra del Piave, ecco gli alpini eroici del Montello. Eccoli qua, la famiglia alpina di Treviso. Spicca tra tutte la medaglia d'oro di Enrico Reginato e da parte nostra il reverente saluto alla signora Imelda Reginato che oggi sappiamo ci sta guardando. Senza dimenticare le salmerie di Vittorio. Dalle Alpi agli Appennini, dal centro Italia alla Val d'Aosta, al Friuli, il mulo protagonista della dura vita di montagna. E quando tocca a Treviso con Mario Conte in testa, il pensiero non può che andare a Giancarlo Gentilini. Come a Biella, anche stavolta non c'è il cappello alpino in ricordo, ma le parole riempiono il vuoto. Il pensiero e il ricordo va a uno di noi, va a Giancarlo, va a quel sindaco della città di Treviso che per 3 lustri ha rappresentato la trevigianità, ha rappresentato l'amore alpino, ha rappresentato la grandezza della Marca. Infine, tra un omaggio del cielo e l'emozione, i padroni di casa di Conegliano, felici di un'edizione indimenticabile. Sorvolano gli aerei storici della collezione Jonathan, della collezione di Francesco Zanardo, sorvolano oggi nei giorni del solstizio, sorvolano la città di Conegliano. In questo viale Mazzini che si accinge ad accogliere e a ricevere gli alpini della sezione della città del Cima, ci sono le lacrime, c'è il senso di appartenenza, c'è l'orgoglio di essere parte di questa famiglia. Questa è la famiglia degli alpini, è la nostra grande famiglia, siamo tutti noi, siamo i 60.000 dell'area coneglianese. Tosat, me viene da piangere, siete grandi. Momenti davvero indimenticabili, emozionanti, 2 sindaci che hanno partecipato ieri allo sfilamento e che insomma ne avevamo parlato prima a Biella, adesso il raduno triveneto degli alpini. Sindaco, emozioni che si rinnovano. Assolutamente sì, adesso ho capito anche il tuo outfit odierno, non avevo colto subito, adesso invece ho capito che è un omaggio agli alpini e alla Triveneta che si è conclusa ieri. È una grande festa, è stato molto 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 sentito, tantissimi amministratori, tantissimi sindaci e tantissima gente per le strade, poi anche tantissimo caldo, ma quello sia... Piuttosto che la pioggia, di solito... Ma io ricordo appunto, la prima mia esperienza con la fascia da sindaco, con la fascia da sindaco ufficiale è stata proprio al Triveneta di Conegliano del 2015, per cui avevo un ricordo nitido, ecco, di allora, e lì pioveva, quindi sì, le ho vissute entrambe. Ieri era molto caldo, però devo dire che c'era anche tanto calore, non a livello climatico, ecco, è stato molto 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 bello. Poi noi abbiamo avuto la fortuna di sfilare 2 volte, per cui ancora più bello. Perché 2 volte? Perché abbiamo sfilato la prima volta con i gonfaloni dei comuni alle 10 e la seconda volta a mezzogiorno, abbastanza caldo lì,
con le nostre sezioni, quindi doppia sfilata per i sindaci. Siamo anche tenuti in forma, quindi una bella passeggiata. Assolutamente sì, no, però molto sentita, ecco. Sindaco, caldo ma anche tantissima gente, abbiamo visto, insomma abbiamo seguito anche noi in diretta, davvero tantissima gente che si avvicina e abbraccia sempre gli alpini. Sì, molto sentita, come diceva mi accodo a Marco, molto sentita, molto viva, ma si sente anche dall'emozione dello speaker verso la fine del servizio, è sentita e noi dobbiamo essere presenti perché la sentiamo anche noi e dobbiamo ringraziare, insomma. Il caldo di ieri non aveva fermato, ho visto persone dei miei gruppi di 80 anni con il labbro che venivano là e camminavano sotto quel sole che effettivamente era caldo, ma con fierezza e con impegno e onorando insomma questa Triveneta che è stata ricca di gente, sentita, emozionante e sicuramente indimenticabile. Appuntamenti imperdibili questi. Assolutamente, assolutamente. Dobbiamo, ripeto, per tutto quello che fanno poi gli alpini nei nostri comuni, ma in giro per l'Italia, per il mondo, insomma, quello che danno come ore a disposizione gratuitamente, senza nulla regalire in cambio e con sempre passione, orgoglio e presenza, noi dobbiamo comunque essere presenti anche noi, sostenerli e sempre elogiarli per tutto quello che fanno, per tutto quello che danno, e poi con lo spirito poi che si trovano per condividere le fatiche in allegria, in simpatia, sempre in ordine, senza mai dar fastidi, ma coinvolgendo le comunità e attraendo poi persone che gli vogliono bene. E ci mancherebbe che noi primi cittadini non potessimo solo che pensare questo. Tra l'altro, Sindaco, dobbiamo anche sottolineare che gli alpini arrivano, fanno questa grande festa, però poi danno un contributo nei comuni in cui vanno a sfilare, in cui fanno queste grandi feste, perché poi insomma ci sono, lavorano, operano, sistemano delle piazze, fanno, insomma, sono sempre molto attivi. Io questo non lo so, però mi fa piacere, no, non sapevo ci fosse questo... Fanno anche questo, sì. No, da noi lo fanno senza nemmeno venire a fare particolari sfilate o manifestazioni. No, so per certo che comunque intanto dove arrivano poi sistemano tutto meglio di prima, quindi di certo non si trova sporco. Certo. Ma poi davvero è al netto della manifestazione in se stessa, come diceva giustamente il sindaco Maccari, quello che gli alpini rappresentano per i territori, soprattutto i piccoli territori di campagna in cui magari non c'è così tanta gente che si dedica all'associazionismo o al volontariato, l'alpino è fondamentale. Sì. È brutto perché sembra che si banalizzi, no, la cosa, ma in realtà per noi è davvero fondamentale. L'alpino 9 volte su 10 è iscritto anche alla Protezione Civile, è iscritto anche all'Avis, è iscritto anche a qualche associazione sportiva e lo spirito alpino viene messo a disposizione in qualunque settore, per cui guai se non ci fossero gli alpini. In una domenica, Sindaco, insomma, dove c'era una bella iniziativa da voi, quindi partiamo da questa per poi dire anche perché ci sarà un'estate davvero ricca. C'è stata una manifestazione importante che riguardava le donne ed era la prima edizione. Esatto, era la prima Run Like a Dancer fatta a Giavra del Montello, in cui avevamo fatto l'all-in, diciamo il pienone ancora con settimane di anticipo, in cui insomma, attraverso delle cuffie passeggiavano per il nostro comune, facendo vedere anche quello che è la bellezza del comune, ma anche soffermandosi e ballando insieme. Abbiamo visto da bambine, da mamme a signore anziane che si sono unite a questo evento. È stato un evento bellissimo dal punto di vista, con tanti valori dentro, che è quello sportivo sicuramente, ma poi anche quello di fare coesione, di fare e solidarietà, perché poi è stato devoluto insomma, un importo all'Advar che come solidarietà nell'evento. Io ero alla Triveneta, però è stato un evento che insomma, ringrazio anche il mio consigliere allo sport che è Matteo Durante e la mia assessore al turismo che è la
Jessica Sordi, ringrazio insomma, di essere stati presenti, di aver supportato, ma insomma è stato un evento che ha coinvolto e ha portato colore e vitalità, ma che è quello tipico insomma, delle donne, okay? Perché bisogna ringraziare anche loro, tutte quelle che si sono iscritte proprio per aver fatto di questo evento tanta roba. E peccato che non potevo essere presente, ma mi rifarò perché vogliamo rilanciare il prossimo Like a Dancer a Giavara, quindi assolutamente. Sindaco, insomma... Parliamo di donne. Ci si appresta insomma, a presentare le estati insomma, nei vari comuni, dal comune di Giavara al comune di Spresiano, insomma con davvero tante iniziative. Sì, ma parliamo di donne però, perché allora no, non voglio essere da meno, no, volevo dire che giovedì sono stato in Regione Veneto a presentare il progetto Up in Rosa, giusto per collegarmi a quanto ha appena detto Andrea. È un progetto che nasce da un'idea di Valentina Calzavara e si sviluppa grazie a APAT e anche alla FAI e grazie anche a Banca della Marca, alla Regione del Veneto e al Comune di Spresiano, e praticamente ogni anno premia le 20 apicoltrici, una per regione, per dare importanza, ma anche per far vedere quanto la donna sia attiva anche nel campo dell'apicoltura. Noi abbiamo circa un terzo di tutti gli apicoltori italiani che sono donne, e ci pare davvero un bel progetto che nasce poi dal Veneto. Ci teniamo anche a rivendicare la primogenia del progetto. Chiedo scusa, ma mi sono collegato, visto che... Da donne a donne. Da donne a donne. E parliamo però anche di quest'estate, che è davvero... Estate bella piena, sì. Bella piena di iniziative in tutti i comuni, tante di tutti i generi, culturali, sportive. Di tutto e di più. Io a Spresiano insomma, abbiamo una bella estiva e abbiamo voluto ricomprendere però nell'estiva anche tutta quella che è la parte più tradizionale, chiamiamola così. Quindi abbiamo voluto inserire anche quelle che sono le feste che facciamo noi d'estate, perché spesso si danno per scontate, ma scontate non lo sono. E quindi i 5 giorni della festa della birra di Calessani sono all'interno della nostra estiva. Abbiamo cercato quest'anno di evitare intanto l'accavallarsi di eventi che non va mai bene. Poi piccolo intervento assolutamente polemico, quelli che dicono che non si fa mai nulla e poi però invece si fa tanto e non li vedi mai fuori, insomma magari evitiamo di parlare, grazie. E sì, ho polemizzato, sì, ma è arrivato chi doveva arrivare, tranquilli. Assolutamente. E quindi abbiamo evitato l'accavallarsi e abbiamo cercato di fare una cosa il più eterogenea possibile. Quindi si va dallo spettacolo degli alcuni per i bambini allo spettacolo con i comici di Zelig, al cinema all'aperto, alla sagra paesana, insomma tanta roba. E quindi sono molto soddisfatto. Abbiamo voluto cambiare un po' il format, non che quello di prima non andasse bene, perché abbiamo mantenuto molto, però abbiamo cercato di dare anche un po' di freschezza in più. Ecco, io sono dell'idea che si debba anche essere leggeri talvolta, perché altrimenti si rischia di essere appesantiti ancor più. Giavara uguale, insomma, tante iniziative. Abbiamo visto questa iniziativa domenica scorsa e guarda, lancio... un inciso di prima, mi sono dimenticato di ringraziare Alessandro Tofoletto e la Chiara Potenza, che sono gestiscono Veneto Danza e che hanno dato possibilità di far lavorare con Barnesnella e quindi a fare questa iniziativa. Poi a Giavara stiamo lavorando molto, come diceva Marco, insomma stiamo organizzando per dare un po' di freschezza. Dico, ci sono anche cose importanti, adesso partirà il Giavara Ritmi e Danze del Mondo, che ci sarà Don Ciotti, una serata, quindi una serata importante, e poi le sagre paesane con quella di Giavara, quella di Cosignana, e poi verso settembre abbiamo quella di Santi Angeli, e ricordando che in mezzo c'è il Palio dei Bisnenti, che stiamo un po' non dico rivoluzionando, ma cercando di far dare quella importanza che è un palio caratteristico di Giavara, che non è solo Giavara, ma che poi coinvolge il territorio, perché i Bisnenti sono cultura del nostro territorio, del nostro Montello. Ricordiamo 2 volte niente, quindi è quella fase in cui la Serenissima aveva messo i Bisnenti che fornivano il legname per l'arsenale di Venezia, e da là è nata tutta una serie di
evocazione storica che poi rievoca il palio, ma per poi tutto quello che sono gli eventi di cultura che organizziamo nelle piazze, insomma dobbiamo tirare fuori la gente da queste case, dobbiamo fare comunità, e lo dico, e ringrazio tutte le associazioni, dalla Proloco e le associazioni che organizzano questi eventi, che ci danno una mano, perché sono poi il cuore pulsante e loro mettono le braccia. Li aiutiamo anche noi ogni tanto, però se non ci fossero sarebbe cosa grave per un'amministrazione e per un comune, perché loro sono poi il veicolo di tutte queste attività e riescono a dare, e noi dobbiamo dare a loro il supporto per poterle mettere a terra. È importante fare comunità, Sindaco? È fondamentale, è vitale, non è importante, è proprio vitale. Se non si fa comunità dura andare avanti, ma in tutti i settori. Mi chiamo Della Pietra, però cioè, adesso non vorrei dire, allora non facciamo comunità? No, sto scherzando. Sto scherzando. No, ho visto Della Pietra e ho detto che no, assolutamente sì, non si può prescindere dal fare comunità, dal fare gruppo, dal mutuo soccorso, lo chiamo io anche, no? Spesso, perché è facile fare comunità quando si è ad una manifestazione piuttosto che a una festa, piuttosto che insomma un momento giocoso, ma poi fare comunità si vede nei momenti quelli un po' più duri, ed ecco che qui c'è da ringraziare davvero tutte le associazioni, perché se non ci fossero davvero saremmo in grave difficoltà, però ecco, è soprattutto nei momenti quelli un più duri che si deve assolutamente fare comunità. Ecco, Sindaco, io prima poi di passare la parola vedo a Christian Arboit, che è già pronto da Cancellia di Borca di Cadore. Una notizia che di cui abbiamo parlato proprio all'inizio di questa prima edizione, che era la morte di Walter Afori, morto in montagna, dare l'allarme, se si può così dire, il suo cane, fedele cane, che ha portato, è andato a cercare davvero 2 ragazzi, li ha portati fino al corpo del suo padrone, che era morto. Era un dipendente, è stato un dipendente comunale di Spresiano. Immaginiamo insomma la comunità comunque sotto shock per questa notizia. Ma assolutamente, intanto esprimo le mie condoglianze alla famiglia. Walter era assolutamente una persona conosciuta a Spresiano e ha dato tanto a Spresiano, e la notizia ha scosso tutti, è arrivata nella tarda serata a noi, e sì, da qualche anno non era più in servizio a Spresiano perché aveva fatto altre scelte, ecco, in ambito lavorativo, però ricordo che ne ha la cittadinanza, è quella di una persona per bene, quindi siamo molto dispiaciuti, ecco, di quanto accaduto. E poi la storia è parecchio suggestiva, anche perché insomma, si aprono anche tanti pensieri, dal fatto che la montagna è sempre insidiosa, al fatto che gli animali davvero sono i migliori amici dell'uomo, perché certo, è incredibile anche, ecco, questa cosa del cane che è andato in cerca di aiuto. Io adesso dovrei ricollegarmi con, eccolo qui, il nostro Christian Arboit. Christian, ancora buongiorno. Sì, Daniela, buongiorno di nuovo da Cancellia di Borca di Cadore, dove non è un buongiorno, non lo è stato per il signor Michele Canei, che risiede proprio a ridosso della frana storica. Canei, in questo momento lei è un evacuato volontario, la possiamo definire così, si è allontanato anche perché ha ricominciato a piovere, c'è preoccupazione. Sì, il tempo sta peggiorando e ci hanno avvertito comunque che non è sicuro stare con questo tempo, e quindi quando incominciava a piovere dovevamo andare via, ecco. E allora torneremo domani sperando che sia meglio il tempo. In questo momento, mi diceva, il suo furgone, le sue auto sono ricoperte dalla melma, dai detriti, probabilmente sono quelle che vedete anche nelle immagini. Sì, esatto, avevamo una macchina, un furgone, e una macchina non si trova più, il furgone spunta e si vede il tetto, ecco. Poi domani speriamo di incominciare a mettere a posto un po' tutto.
Senta, immagino che lei stanotte non abbia dormito come tutti i residenti qui di Cancia. Che notte è stata? Stava dormendo? Lei dove si trovava? Sì, eravamo in camera, stavamo dormendo e a un certo punto alle 11:30 circa abbiamo sentito un forte rumore e siamo accorti che era la frana. Siamo usciti di casa, però eravamo circondati perché passava sia nel lato destro che nel lato sinistro, quindi abbiamo dovuto aspettare che si calmasse un po' il temporale per poi andare via. Sono arrivati due pompieri volontari qua di Borca e ci hanno scortato via dalla casa, ecco, dall'abitazione. Quindi voi siete stati scortati dai pompieri volontari proprio fuori dall'abitazione, questo verso che ora? Verso 00:30 circa. Quindi un'ora dopo più o meno? Sì, un'ora dopo. Senta, tutti stanno parlando di questo allarme che sarebbe entrato in funzione troppo tardi. Noi a casa non l'abbiamo proprio sentito, l'abbiamo sentito dopo quando eravamo già fuori di casa, quindi l'allarme adesso non lo so se doveva partire prima o cosa, però mi dicono che non ha suonato, noi non l'abbiamo sentito solo dopo che la frana era già scesa. Senta, signor Michele, lei tra l'altro sta a ridosso della frana storica sotto la casa che nel 2009 era stata travolta e in quel caso appunto ci furono 2 morti, madre e figlio, erano loro vicini, era un suo vicino di casa. Sì, io non abitavo qua nel 2009 e sono arrivato qualche anno dopo, però siamo alla casa a fianco alla loro, quindi la zona è quella, ecco. Ma possibile che il problema non sia stato risolto? Cioè ci sono stati degli interventi, questo è stato detto e ridetto più di una volta, ci sono però tante opinioni in merito, non so, lei se ne è formulata una? No, sinceramente no, perché non me l'aspettavo e sapevo che dicevano che tenevano tutto sotto controllo e tenevano tutto sotto controllo, poi non lo so, è scesa un sacco di roba, più del 2009 mi dicono, quindi probabilmente qualcosa non ha funzionato, ecco. Voi adesso, insomma, volete solo rientrare a casa, immagino. Lei sta qui da parenti? Sì, sto qui da parenti a pochi chilometri qui vicino, in modo domani tornare subito, incominciare, continuare a mettere a posto e cercare di sistemare il più possibile. Poi si aprirà anche la conta dei danni e lì probabilmente ci saranno... Sì, non ci ho ancora pensato, ma vedremo. È ancora il momento dell'emergenza. Io la ringrazio davvero, signora Michele Canei, che ha voluto condividere questa sua testimonianza importante. Allora, piove adesso un po' meno, quindi magari ci possiamo avvicinare con Stefano Bozzi. Daniela al posto di blocco, uno dei posti di blocco che si trova qui sulla Lemagna. Quindi, per farti intendere, noi siamo entrati in diretta fondamentalmente 2 ore fa. 2 ore fa con Stefano Bozzi ci trovavamo dall'altra parte del paese, quindi abbiamo attraversato il paese, lo abbiamo attraversato anche con una certa difficoltà a piedi, perché appunto i fronti di frana complessivamente sono 3, li abbiamo contati, quindi c'è un fronte di frana nuovo rispetto a quelli storici che si erano mossi dall'Antelao negli anni scorsi. 5 movimenti franosi di grosse proporzioni nell'arco di 20 anni, così ci aveva raccontato anche il regoliere, che è stato nostro ospite proprio all'inizio di questa diretta. Con Stefano Bozzi adesso cerchiamo di contattare alcune persone, tra queste anche Nives Milani, che chi è qui della zona conosce benissimo perché è la voce di Radio Cortina. Ha avuto seri problemi nella propria abitazione, li ha condivisi poi anche sui social, probabilmente tra i video che state mostrando in questi minuti io non li posso vedere, ma sicuramente ci sarà anche il suo. Quindi Nives Milani, poi appunto stiamo raggiungendo il municipio che si trova qui a 10 minuti a piedi, la macchina l'abbiamo lasciata distante, quindi lo raggiungiamo a piedi e lì dovremo trovare il sindaco Sala, il presidente della provincia Roberto Padrin e anche l'assessore regionale alla protezione civile
Bottacin. L'area è di competenza principalmente provinciale, come vi abbiamo raccontato e come ci ha raccontato anche Marco Zanetti, che per 10 anni è stato consigliere comunale proprio delegato alla frana che è ritornata quindi a riaprirsi, fronte di frana che è ritornato drammaticamente a riaprirsi, fortunatamente però senza feriti né persone coinvolte, e lo possiamo dire a maggior ragione adesso, dopo 2 ore di diretta e dopo 2 ore di testimonianze. Insomma, è stato un miracolo se non ci sono morti e feriti, un vero e proprio miracolo. Sono le 13:29, Daniela, la strada statale di Alemagna è ancora chiusa al traffico in direzione Cortina, resta la deviazione per il passo Tre Croci e la deviazione quindi per Auronzo, un autentico giro dell'Oca che passa appunto per Auronzo di Cadore, quindi strada statale 51 bis di Alemagna. Io mi fermerei qui nel nostro racconto con Stefano Bozzi, chiaramente rimaniamo sul posto per raccontare di questa frana annunciata. Restiamo con questo punto interrogativo sospeso. Daniela, a te la linea con Stefano Bozzi. Grazie davvero a Cristian Arboit. Avete sentito, fra l'altro sta peggiorando il tempo, ricomincia a piovere e, come avete sentito anche dall'assessore Bottacin, questo potrebbe creare nuove frane. Sindaco, prima di chiudere, insomma, è una situazione davvero difficile a Cancia di Borca di Cadore. Assolutamente sì, piena solidarietà al sindaco Sala, ma anche a tutte le altre persone e gli amici bellunesi, perché quando si vivono certe situazioni la mente torna a quando tu hai vissuto situazioni simili, non uguali ma simili. E io ricordo con Baia e il Piave in piena, ricordo perfettamente gli ultimi 2 anni con questi downburst che hanno colpito Spresiano creando non pochi danni, e la tragedia delle famiglie che sono viste portare via tutto da eventi atmosferici. La fortuna che non sia successo nulla neanche lì. Io l'anno scorso ho avuto almeno 3 platani caduti, uno in Pontebana poco prima che passasse una corriera, e quindi sì, questi sono miracoli, perché che tutti ne escano incolumi e senza danni fisici è davvero un miracolo. Però non è che i danni non fisici facciano meno male, e quindi bisognerà cominciare a lavorare programmaticamente per far sì che si possano evitare certe situazioni, anche se l'uomo in tal senso ha già fatto troppo, ecco, per causarle magari, e non è semplice, ecco, adesso programmare, però in bocca al lupo. Sindaco. Mi accodo a Marco con tutta la mia solidarietà su questi eventi che sono, per fortuna, non ci sono stati né feriti né morti, e questa è, diciamo, una fortuna perché comunque poi la conta dei danni e le persone che si trovano senza più nulla in queste situazioni qua, insomma, è da ragionare. Serve, come diceva Marco, programmazione, serve prevenzione, serve lo studio del territorio. Chiaro che poi la natura si arrangia, la natura non programma, la natura fa quello che deve fare, e più noi cerchiamo di contenerla magari può essere complesso poi gestirla. È capitato anche a Giavra, 1 anno fa, ho avuto delle famiglie che hanno avuto dei gravi danni, ancora ci stiamo lavorando perché sono delle zone in cui, tra l'altro Giavra è in una posizione in cui raccoglie anche, perché noi la parte collinare ci porta giù in forza, quindi non a questi livelli chiaramente, ma insomma, quando arriva giù in velocità l'acqua non la fermi in nessun modo. Però si può prevenire, si può fare dei lavori che stiamo già trattando con il consorzio, e insisto perché stiamo insistendo proprio per questa parte, insomma, che andrebbe a tutelare, perché poi anche qua abbiamo rischiato che qualcuno si facesse male, se l'è scampata per poco, ma insomma, evitiamo, insomma, di arrivare a questi estremi. E vi ricordo che questa sera al Ring ci sarà ovviamente un aggiornamento sulla frana di Borca di Cadore con l'assessore regionale Giampaolo Bottacin.
Sempre ring, poi spazio alla politica con Giuseppe Paolin della Lega, Fabrizio Borondi, Forza Italia, Antonello Tocchetto, Partito Democratico. Poi nella seconda parte invece ne abbiamo parlato anche noi, parleremo della Triveneta Alpina di Conegliano con un bilancio insieme a Lucio Zanato, giornalista di Media Nord-Est, e Francesco Botteone, presidente della sezione ANA di Conegliano. Questo insomma è quello che ci sarà al ring questa sera in prima serata. Io ringrazio Marco Della Pietra per essere stato con noi. Grazie a tutti. E ringrazio anche Andrea Maccari, sindaco di Giavara. Grazie davvero. Grazie a tutti, grazie. Vi ricordo che torneremo a parlare anche di questa frana nel corso dei nostri telegiornali. Grazie ai nostri registi, appuntamento a domani, arrivederci.